Vai, forza! Signori e signore, buongiorno. Ancora una volta Sicilia Corimio dentro una tradizione proprio tutta cuore, tutta Sicilia. Ci troviamo a Raddusa per la 23esima volta. Stiamo rievocando una tradizione che fa rivivere ai più anziani di Raddusa una vita un po' passata e ai giovani fa assistere a una cosa magari un po' nuova che non... Ora questi giovani non vanno a capire nessuno. Ma forse probabilmente se noi insistiamo, se anche grazie a Sicilia Corimio, che magari di in tanto venendo a fare una visita, può dimostrare che ancora di Sicilia si può vivere. Ma insomma, ma così. Ma così, non me la può rovinare questa frase, dico una cosa bella. Quando abbiamo avuto malannata, il grano è stato un pochettino male. Ah, per quest'anno lei intende? Ho capito. Però diciamo che il sole ci sta regolando quelli che sono le sue gocce d'oro, no? Che sono le spighe di grano. O vanno stato male perché il cardo è stato troppo. Un frumento irrealato a 22 centesimi. Come certo. possiamo andare avanti? Viene svalutato. Esatto. Viene svalutato e quindi questa è una grande purtroppo realtà ed è anche non bella. Mi rammando così. Il signore vuole dire qualcosa? Ascoltate, se non fosse per stomo, la travaglia, manco le scecche, mangiassero paglia. Ehi! Un applauso da parte di Sicilia Corimio a tutta la città di Raddusa, siete splendidi, splendidi. Questa bella signora che porta con sé un bel fascio di grano, di spighe. Spighe, sì. Spighe appena raccolte. Appena raccolte. Una bellissima signora, posso chiedere il suo nome? Pina. Pina. Sì. Lei è proprio di Raddusa, nativa? Sì, nativa di Raddusa, sì. Quindi questa festa la sente molto. Quindi lei mi può insegnare che per la 23esima volta in questa bellissima cittadina ridente si festeggia una tradizione che deve essere immortale. E cos'è che potrebbe suggerire ai giovani affinché questa tradizione rimanga immortale? Beh, io direi sempre che questa tradizione bisogna tramandarla ai giovani, perché loro non capiscono, non sanno da dove viene il pane. Il pane lo si mangia, ma non si sa da dove viene, da cosa proviene. E soprattutto i sacrifici che si fanno affinché diventi pane. Benissimo, benissimo, perché da un chicco di grano poi verrà il pane, perché c'è la farina e poi il pane, la pasta. Ma lei porta con sé anche un bel cufino chino di uova. Panaro. Un panaro. Il cufino e il cufino. Qual è la differenza? Scusi la mia ignoranza. Il cufino è quello grande, questo invece è il panaro. Ecco. Allora le spiego, Sicilia Corimio, il nostro gruppo letterario, va sempre in cerca delle tradizioni e dei nomi particolari da non far perdere, anzi da far rievocare nella memoria dei giovani. Da un po' di tempo a questa parte io, essendo non proprio vecchissima, ho anche io imparato un termine, ucufino, e mi hanno detto che sono questi cestini che si lavorano, però sono quelli grandi. Sì, sono quelli grandi. Ecco. Sì. Questi qua invece sono i panari, poi c'è il panarello, Ecco. che è il cestino quello più piccolo. È quello più piccolo. Sì, Allora lei ha delle uova raccolte proprio dalla gallina. Le galline sì, sono freschissime, sono uova sode che serviranno per più tardi, ci sarà la pisatura e c'è un momento dove i mietitori
i mietitori, ecco, fanno la merenda e allora a suon di pane, formaggio, cipolla e uova si fermano e si rifocillano. Ma signora, lei è stata splendida. Allora, una carrellata di nomi. Allora, ripetiamo. Pina, Silvana, Silvana, che ha con sé anche il bummolo. E cosa contiene il bummolo? Allora, in questo caso, siccome contiene del vino, perché noi andando nell'area dove si viene a fare la pisatura, questo vino serve per rifocillare gli uomini mentre loro girano il frumento. Girando le spighe indubbiamente viene sete, polvere. certo. Allora vengono rifocillati, come diceva poco fa, con il muzzukuni. Un muzzukuni sarebbe il momento di ricreativo dove mangiano e nel bummolo c'è contenente il vino. Quindi c'è il purtugio, c'è il buco. Facciamo vedere i nostri lettori. Ecco. Facciamo vedere ai nostri lettori un purtuso, no bummolo. Laddove, siccome non bevevano direttamente dalla bocca del bummolo, Per un discorso ovviamente di igiene. non so se era igiene o meno, O forse- fanno bere di meno, cioè era per farlo calare a cannolicchio. Ecco, benissimo. Capito? Ok, grazie. Sono tutta Eh, la filiera del grano ed è fondamentale questo conoscerlo, perché come diceva Pina, tante delle volte vediamo il pane ma non ne conosciamo minimamente da dove proviene tutto le questo fasi. le varie fasi. Quindi noi nelle Maide portiamo la filiera direttamente dal grano in Bellavista, per far capire e conoscere tutto ciò che il grano produce, che la terra produce, la madre terra dà ad ognuno di noi. Grazie. Allora, una carrellata di nomi anche per voi. Gioia. Gioia? Elisabetta. Allora, la signora già ci ha spiegato cosa contiene la vostra maida. Cruna. Cruna. Che cos'è cruna? Verde. quella È il verde. primo germoglio del grano. Grazie. Ancora lei? Rachele. Benissimo, Rachele. Anna. Anna, la vostra maida? La farina per fare il pane. Per fare il pane. Quella già macinata. Benissimo. Di dietro c'è il pane già bello fatto. Ed ecco qui troviamo il pane dentro la maida. Quindi l'oggetto prezioso della giornata è arrivato a noi. Con chi? Con questo bel sorriso? Della signora? Gisella. E della signora? Paola. Un altro bellissimo sorriso. Ecco qui il pane che non può parlare, però lui con i suoi colori lo fa. E il suo profumo lo fa, è bellissimo, veramente delle forme solari veramente. E racconta 23 anni di tradizione rievocata a Raddusa. Complimenti, andiamo avanti nella giornata.